Buonasera, ben trovati al telegiornale del Veneto. Prosciolti perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale pone fine così alla dolorosa vicenda dei genitori della giovane Eleonora Bottaro, morta di leucemia nel Padovano. Per lei rifiutarono la chemioterapia ma agirono pensando al bene della ragazza. Il servizio di Maria Piazzorzi. Non andranno a giudizio Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori della 18enne Eleonora, morta di leucemia nell'agosto 2016, dopo aver rifiutato la chemioterapia. Erano stati indagati dalla Procura di Padova per omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento. Ora sono stati prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale dunque chiude la vicenda. I genitori di Eleonora, che già avevano perso un figlio per un aneurisma, al termine dell'udienza hanno pianto insieme. Lacrime amarissime, sostenuti dal loro avvocato Gian Mario Balduin. Fra 2 mesi, con le motivazioni della sentenza, forse si potrà meglio capire la decisione del giudice su una vicenda che aveva sollevato una discussione a livello nazionale. Quando la ragazza, ancora minorenne, venne diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta, al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova i medici avevano assicurato ottime possibilità di guarigione seguendo il protocollo di cura con la chemio. Ma i genitori e anche la ragazza preferirono seguire metodi di cure alternative. Andarono in Svizzera, Eleonora parve riprendersi, ma quando il male si ripresentò si era acutizzato. Per i medici la chemio risultava indispensabile e all'ennesimo rifiuto ottennero dal Tribunale dei minori di Venezia la revoca in via provvisoria della potestà genitoriale di Lino e Rita Bottaro. Ma era troppo tardi. Eleonora morì il 28 agosto 2016, aveva compiuto 18 anni da 14 giorni. Per il GUP, i genitori, scegliendo con lei di rifiutare la chemio, agirono in buona fede.